Seconda corsa, la prima delle due riservate ai puledri di 2 anni, Elvis MP e le Lamborghini Estrella Electra, Excellent Caraff, Hermes Gar in prima fila, Enigma C, Ernestina Rall, Ezramo e Elsa in seconda. I favori sono per Estrella, debuttante di Roberto Vecchione e Holger Ehlert, numero 3 dello schieramento. Molti debutti. Fase di lancio con Estrella che cerca di contenere Electra, più a largo c'è Excellent Caraff. Sulla piegata mantiene la posizione e il comando quindi Estrella nei confronti di Elvis MP, che contiene Electra costretta all'esterno, mentre in terza posizione Excellent Caraff, che ha colto buona partenza a sua volta. Tanto i primi 400 in 31,3 da parte della favorita Estrella. Tanto dalle retrovie cerca di risalire in terza corsia Hermes Gar, ma è in terza ruota già da un po' e ora è finita la curva. Intanto Estrella continua a condurre tranquillamente anche al passaggio davanti alle tribune, sempre terza ruota per Hermes Gar, mentre Elsa in seconda pariglia esterna segue direttamente le mosse di Electra, mentre in terza posizione rimane Excellent Caraff che segue Elvis MP. Primi 800 metri che sono andati sul piede dell'1,3 e il chilometro in 1,18,7 con un 15,7 di frazione. Cala all'esterno intanto Electra, come è calato ovviamente anche Hermes Gar. Intanto si mantiene in testa Estrella a 400 dalla conclusione, a un paio di lunghezze segue sempre numero 2 è le Lamborghini, il numero 1 Elvis MP che si trascina Excellent Caraff, che cerca soltanto di sgabbiare. Numero per il momento non ha ancora lo spazio, intanto Estrella conclude la curva e entra addirittura d'arrivo, ultimi 150 metri di gara, con Estrella in vantaggio, inseguita da Elvis MP e da Excellent Caraff. Finale con Estrella che controlla e vince nei confronti di Elvis MP e di Elsa, perché a pochi metri dal palo si getta di galoppo Excellent Caraff, a secondo posto acquisito praticamente. 1,18,4 il ragguaglio finale. Andiamo a rivedere l'arrivo con Estrella e Roberto Vecchione che vincono, mentre per il secondo posto all'interno si lancia Excellent Caraff, che però confonde il passo proprio nel finale, vedete, apre il galoppo proprio a pochi metri dal palo, perde così ogni piazzamento. Secondo posto per Elvis MP, terzo per Elsa. La vittoria invece per Estrella, al debutto Roberto Vecchione, Holger Ehlert per conto del signor Piero Cornalba.